è stato un anno difficile e complicato per tutte le cose che sono successe a livello nazionale e internazionale e anche per tutto quello che abbiamo affrontato a livello della nostra organizzazione, con un congresso che ha rinnovato i nostri quadri sindacali e con le RSU svolte nel pubblico impiego, dove c'è stato un impegno da parte di tutti i delegati in modo molto importante. Sono stati rinnovati i contratti della sanità pubblica e delle autonomie locali, contratti importanti, e speriamo che questo dia la spinta al rinnovo dei contratti che sono ancora fermi e che devono essere appunto rinnovati. Il 2023 sarà un anno impegnativo su molti fronti. Abbiamo a che fare in una crisi che in sanità non ha precedenti e dobbiamo cercare di parare il colpo rispetto a tantissime situazioni molto delicate che ci sono, soprattutto nell'ambito sociosanitario, ma non solo. L'augurio che faccio a nome personale e dell'organizzazione che rappresento è di un 2023 che sia felice per tutti voi e per le vostre famiglie. Tanti auguri a tutti.